Eccoci con mister Piovanelli, un inizio campionato non facile il vostro, siete a 0 punti ma con una partita sospesa. Oggi diciamo una partita che per voi è incominciata, almeno il vantaggio che avete, il gol che avete subito da una palla dubbia che sembrava fuori. A me personalmente l'ho vista fuori, ma forse segnalina che era lì non era uscita completamente. Lei che invece era lì. Cosa devo dire? Parlo sì di parte, però io ero proprio in linea, quindi posso garantire che la palla era completamente uscita, però sì, non è che ci possiamo attaccare. Purtroppo sono gli episodi che decidono le partite e in questo periodo le dispresiamo, vedi oggi, sì, non ce ne va dritta una come dicono dalle mie parti, quindi dobbiamo stringere le fila, continuare a lavorare, che sono convinto che i risultati arriveranno e niente, sì, non dobbiamo demoralizzarci e pensare alla prossima che sarà mercoledì il recupero col Treviso, un'altra partita difficile perché sì, anche il calendario non ci dà una mano, siamo una squadra completamente rinnovata e quindi dobbiamo essere bravi noi a farla girare. Ecco. Sì, il primo tempo l'avete giocato alla pari, anche quel quarto d'ora giocato in 10 e forse se non subivate quel gol magari stavate pensando anche di portare a casa il pareggio. Come ha detto lei sono gli episodi, ma non bisogna mai fermarsi, bisogna sempre crederci ed è stato bravo il Portogallo a crederci su quella palla. Sì, noi siamo stati un po' polli a fermarsi, però devo dire che insomma anche quando siamo rimasti in 10 non avevamo mai sofferto tantissimo, quindi ho fatto un plauso ai miei giocatori che si sono impegnati, hanno corso, si sono sacrificati. Quindi questo appunto, come dicevo prima, ci deve dare un'ulteriore spinta per andare a cercare i punti che purtroppo in questo momento ci mancano. Sì, avete giocato a viso aperto, diciamo, entrambe le squadre nel primo tempo, entrambe avevano avuto la possibilità di passare in vantaggio, fisicamente la sua squadra si è vista, c'era, perciò penso che i presupposti, come ha detto lei, per far bene, anche se siete a 0 punti ci sono. Sì, sicuramente noi non vogliamo fare un campionato anonimo, quindi sì, questa partenza potrebbe far sembrare che siamo una squadra che lotterà per le posizioni nelle retrovie. Sicuramente ecco, questo non è il nostro obiettivo e come le dicevo prima, appunto, noi faremo di tutto per ci rimboccheremo le maniche, vogliamo ripartire e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati a inizio campionato. Sì, ultima cosa, non voglio mettere il dito nella piaga, ma l'abbiamo vista uscire anzitempo. Qualche protesta di troppo? No, assolutamente no, solo ho detto che era fuori gioco perché io in panchina parlo poco, non urlo mai e quindi mi sembra essere anche un allenatore abbastanza educato, non alzo mai la voce. Mi sono spiegato con lui ha detto che sì, in effetti io non l'ho offeso né niente, scriverà questo nel rapporto, però anche là mi sembra un'espulsione del tutto Poi eccessiva. Ingiustificata e poi eccessiva, ecco, perché sì, un allenatore penso che possa chiedere all'arbitro un parere, quindi lui ha deciso così e quindi bisogna accettare, purtroppo bisogna accettare tutto e quindi come dicevo adesso ci sta girando tutto storto e dobbiamo essere bravi noi a non abbatterci e a ripartire. Bene, grazie mister. Grazie a lei, arrivederci.